Dopo 8 mesi, questa mattina la storica edicola di Valtermutti alle Zattere, uno dei simboli di quella tragica notte di novembre dell'Acqua Grande, è tornata al suo posto. Soddisfatto anche il commissario per l'emergenza Acqua Alta Brugnaro, che nel giorno in cui l'edicola è tornata al suo posto annuncia un'altra novità sui contributi di rimborso. Il porto di Venezia è regolare nel bilancio 2019, l'ha dichiarato il MIT e il presidente Musolino annuncia la riconvocazione di un nuovo comitato di gestione. Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Marcella Boraso, la donna di 59 anni trovata morta nel suo appartamento a Portogruaro e per cui è stato fermato un ragazzo marocchino di 23 anni. Operazione della Guardia di Finanza di Pordenone ha bloccato un canale di rifornimento di eroina che partiva da Mestre. Durante il lockdown anche una chiesa era diventata luogo di spaccio. Il patriarca Moraglia ha presentato una scoperta eccezionale emersa durante i lavori alla Basilica di Santa Maria Assunta Torcello, splendidi affreschi del IX secolo. A Favaro Veneto continuano i centri estivi organizzati per la prima volta insieme da varie associazioni unite all'insegna della solidarietà. Buonasera, ben trovati telespettatori di Antenna 3. L'edizione veneziana apre con una riscoperta molto attesa questa mattina. L'edicola di Valtermutti, diventata simbolo dell'Acqua Grande, è ritornata al suo posto nell'emozione generale. Eccola! La storica edicola di Valtermutti, in fondamenta delle Zattere, che la notte dello scorso 12 novembre è stata trascinata via dalla furia dell'acqua inabissandosi nel canale della Giudecca, è tornata al suo posto. Com'era e dov'era? Ora sono emozionato, nervoso e emozionato, davvero. È andata bene, dai. L'edicola era diventata a suo malgrado una delle immagini più significative di quella notte. La corda era troppo. Nei giorni successivi i vigili del fuoco l'avevano individuata sul fondo del canale e successivamente recuperata e sistemata, anche con l'aiuto del comune. Ci sono voluti mesi, ma alla fine il risultato è arrivato e il proprietario può tornare al lavoro. Finalmente, emozionato come fosse la prima volta, davvero, guarda, incredibile. Tutto è andato bene, che poi ci si è messo anche il Covid, le chiusure di tutte le fabbriche, quindi ricominciare poi alle riaperture non è mai stato facile neanche per gli addetti al lavoro. In tanti gli hanno dimostrato solidarietà, compresi i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Premier Conte, che l'aveva incontrato personalmente. C'è stata anche una raccolta fondi che ha aiutato Mutti a sostenere le spese per il ripristino dell'attività. Devo ringraziare tutti quelli che hanno sottoscritto, quelli che hanno avuto fiducia nel fare l'offerta, perché senza di loro sinceramente non ce l'avrei mai fatta. E poi devo ringraziare Don Andrea, che mi ha ospitato tutti in questi mesi, il commissario del sindaco, il commissario del comune, che mi ha tirato sull'edicola. Vediamo un po', quando mi faranno l'allacciamento facciamo l'apertura. Tra un paio di settimane faremo una bella bicchierata. Sì. La struttura dovrebbe essere assicurata a terra con un sistema a protezione dall'acqua alta. Soddisfatto anche il sindaco Brugnaro, che è anche commissario per l'emergenza Acqua Alta, che annuncia un'altra novità sui contributi di rimborso. Una soddisfazione anche perché devo dire che il proprietario l'abbiamo visto piangere, abbiamo visto il cuore di questa persona e il cuore di tutti i cittadini che l'hanno voluto aiutare, veramente ognuno ha fatto veramente il suo, da quando l'abbiamo ritrovata sotto acqua, quando l'abbiamo tirata su, con tutta una serie di difficoltà anche tecniche che francamente non sono neanche facilmente raccontabili, insomma, però è stata un'impresa. E poi vedere la gioia di questa persona, insomma andremo a festeggiare anche noi con una bicchiere quando sarà. Proprio nel giorno in cui l'edicola delle Zattere torna al suo posto, il commissario Brugnaro presenta la nuova ordinanza sulle modalità di liquidazione dei contributi previsti alla lettera C, quelli rivolti a privati e imprese. Consente al commissario di pagare, che è una novità assoluta sul panorama italiano, di poter pagare senza ricorrere a un prestito bancario o altro, i lavori ovviamente approvati
e rendicontati con molta correttezza sia dei privati che delle imprese nel caso in cui queste persone non abbiano liquidità. Importante visto i tempi che stiamo correndo. Stiamo parlando di 2.500 euro per i privati e di 20.000 euro per le imprese con la partita IVA, perché si calcola che l'IVA lo devono anticiparlo le imprese e questo potrebbe diventare, se funziona come noi pensiamo, un elemento nazionale per sveltire i rimborsi un domani su altre faccende, su altre calamità o altre situazioni. Un sistema che va a snellire la burocrazia e che vede Venezia fare da apripista. E semplifica tutta quella parte che obbligherebbe ovviamente i privati ad andare in banca per farsi fare un prestito per poi avere il rimborso dopo aver fatto una lungaggine magari bancaria. In questo modo si semplifica ancora di più. Si aderisce compilando il modulo sul sito www.commissariodelegato.venezia.it a partire dal 1° agosto. Coronavirus, c'è il secondo report di giornata appena diffuso dalla Regione del Veneto con azienda zero. Possiamo scorrere insieme la tabella. Come vedete ci sono 12 nuovi casi di positività rispetto alle 8 di questa mattina. Di questi 12, 2 in provincia di Venezia. Vediamo ancora più in generale, scorriamo. I casi attualmente positivi in Veneto sono quindi 695, 2064 i decessi dall'inizio dell'emergenza, 17.012 i soggetti invece che si sono nel frattempo negativizzati. Questo quindi il secondo report di giornata sul fronte del coronavirus. Ci occupiamo adesso di un fronte caldissimo che ha monopolizzato il dibattito nelle ultime settimane, la questione del porto, con la dichiarazione del MIT, il Ministero delle Infrastrutture, che dice il porto di Venezia è regolare nel bilancio consuntivo del 2019. Per questo il presidente Musolino ha annunciato la riconvocazione di un nuovo comitato di gestione. Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, il Ministero dei Trasporti si è pronunciato sul bilancio consuntivo dell'autorità portuale, bocciato dai rappresentanti di Regione e Città Metropolitana, Campitelli e Giri, in tutti i comitati di gestione a partire da quello del 18 giugno scorso. Il MIT ha certificato la correttezza dei documenti contabili presentati e alla luce di questo il presidente del Porto Pino Musolino ha immediatamente annunciato la riconvocazione di un nuovo comitato di gestione, come suggerito dal capo di gabinetto del Ministero. Dopo un'accurata analisi e a seguito dell'audizione del presidente Musolino, la direzione generale ha riconosciuto che il bilancio, scrive il Porto, non presenta alcuna criticità ed è assolutamente regolare sotto il profilo economico, finanziario e amministrativo. Le dichiarazioni di Giri e Campitelli, continua la nota, facevano riferimento a somme appostate in bilancio 2018, ormai consolidato a seguito dell'approvazione del rendiconto contabile ad aprile 2019. E sarà proprio questo l'ordine del giorno della prossima seduta. Vengono pertanto a cadere, conclude il Porto, oltre ogni ragionevole dubbio, tutte le contrarietà e osservazioni sollevate dai due componenti, rispettivamente di Città Metropolitana e Regione, del Comitato di Gestione. Per la cronaca è in corso proprio in questi minuti l'esame autoptico sul corpo di Marcella Boraso, la donna di 59 anni trovata morta dai vigili del fuoco mercoledì scorso nel suo appartamento a Portogruaro e per cui è stato fermato un ragazzo marocchino di 23 anni su cui pende l'accusa di omicidio. All'esame autoptico stanno assistendo anche i carabinieri del nucleo scientifico di Venezia. Si tratta di un esame importante per confermare anche il quadro indiziario a carico dell'uomo che si trova in carcere a Venezia. Trattandosi di un fermo di polizia giudiziaria, il giudice dovrà esprimersi entro 10 giorni. Manca quindi ancora il via libera ai funerali della donna, il cui amministratore di sostegno è la sorella. La comunità sta dimostrando vicinanza e sensibilità nei confronti di quello che è successo, ha affermato pochi minuti fa al telefono il sindaco di Portogruaro Maria Teresa, senatore che resta in attesa delle indicazioni dell'autorità giudiziaria.
Sempre per la cronaca, un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone ha consentito di sradicare una rete di pusher, una rete che riforniva anche la piazza di Mestre come luogo di spaccio, zona franca, addirittura una chiesa. Un pusher, Mestre, il lockdown e una chiesa, elementi apparentemente in contrasto che fanno però parte di uno stesso disegno criminale, elementi chiave che grazie ad un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone hanno portato alla luce un traffico di eroina che partiva alle porte di Venezia, nella zona di Via Piave, per estendersi alla cittadina friulana. Lui, un tunisino di Mestre già ai domiciliari, coordinava da casa la consegna dello stupefacente nonostante le ovvie difficoltà imposte dal lockdown e relativi controlli a tappeto. E poi la chiesa, quella di Santa Maria Immacolata di Lourdes, era la zona franca, punto di riferimento per consegnare non visti la droga. L'eroina, che in periodo Covid veniva venduta a prezzi raddoppiati, era trasportata da Mestre a Pordenone per poi essere spacciata a consumatori del posto, sia tossicodipendenti, sia insospettabili e anche minorenni. Tutto è partito lo scorso anno, quando una giovane coppia è stata arrestata nella cittadina friulana mentre spacciava nell'Interland. Faceva parte di un traffico più vasto gestito da 2 persone locali e 2 di Cordenons, che si procuravano le dosi in un canale di approvvigionamento dell'eroina tra la piazza di Mestre e la destra Tagliamento, dal tunisino. Nel corso degli accertamenti sono stati riconosciuti oltre 500 episodi di spaccio e la commercializzazione di 3 kg di eroina, avvenuti tra agosto 2019 e aprile 2020. Le Fiamme Gialle hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 4 cittadini italiani e del pusher tunisino, coinvolti a vario titolo in questa rete di spaccio. Altre 2 persone sono indagate in stato di libertà. Intanto i carabinieri della stazione della Forestale di Mestre e del nucleo di polizia ambientale agroalimentare hanno eseguito un nuovo sequestro preventivo nell'area di San Giuliano per opere che sarebbero state realizzate in maniera non conforme alle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori contenute nel parere della soprintendenza. Nell'area a ridosso della zona del Tamburello sono stati realizzati parte dei plinti per la recinzione dell'area adibita agli eventi e concerti, una parte del ponte di collegamento al Tamburello e la zona comprende un appezzamento di 2000 metri quadri che dovrebbe essere destinata ai palchi degli spettacoli, ma ora viene utilizzata come campo sportivo polifunzionale. Su questi terreni doveva essere rilasciata una autorizzazione paesaggistica dal comune stesso in quanto delegato dalla soprintendenza, che è però mancante. Questa la contestazione. Questo sequestro, va detto, ha motivazioni completamente differenti dal precedente, effettuato sempre sulle aree del parco di San Giuliano dei Carabinieri del Corpo Forestale il 4 luglio del 2019. In quel caso fu la riscontrata presenza di inquinamento da amianto. In merito a questo nuovo sequestro, l'amministrazione comunale di Venezia ha rinnovato all'autorità giudiziaria piena collaborazione al fine di poter restituire al più presto ai cittadini la libera fruizione delle aree stesse, così recita una nota di Cafarsetti. Cambiamo decisamente argomento. Il patriarca Moraglia ha presentato oggi una scoperta davvero eccezionale emersa durante i lavori alla Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello. I lavori di restauro dopo la drammatica Acqua Grande hanno portato alla luce affreschi del IX secolo. Si pensi ai lavori di restauro dopo la drammatica 4 di novembre e alla sorpresa che si può provare trovando nella Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, a circa 10 metri di quota sotto la cupola, frammenti di affreschi del IX secolo, fino a prima ignoti. Si tratta della scoperta più antica dell'area lagunare contemporanea a Palazzo Ducale e alla Basilica di San Marco, l'emozione del patriarca Moraglia. Abbiamo visto che Torcello torna alla ribalta nonostante i secoli che caratterizzano la storia di questo sito archeologico, perché le nuove ricerche, i nuovi lavori, la ristrutturazione hanno portato in evidenza degli affreschi della storia di Maria. Il direttore dei beni culturali del patriarcato ringrazia l'operato essenziale e determinante di Save Venice. Si è sempre resa protagonista di interventi di restauro di straordinaria importanza.
Basti citare solo le opere dei più grandi autori, dei più grandi pittori che sono presenti nelle nostre chiese o gli edifici gioiello che custodiamo nella nostra città. Al fianco di questa iniziativa anche l'Università di Ca' Foscari. Questi lavori di restauro, la chiesa era completamente invasa appunto a novembre, non sono solo dei lavori di ritocco artistico, sono dei lavori, ce lo racconterebbe perfettamente il direttore dei lavori Paolo Tocchi, che mettono in sicurezza l'edificio. L'edificio, poi ve lo farò anche vedere, ha più di 1000 anni. Ed è stata trovata l'intesa per continuare a tenere aperto lo storico hotel Ex Europa e Regina sul Canal Grande a Venezia. Si temeva e si dava anche per certa la chiusura per un anno per colpa del Covid. Invece è stata trovata l'intesa, salva l'occupazione per circa 120 dipendenti. L'analisi, sentiamo quindi l'analisi del vice direttore dell'AVA Daniele Minotto, l'associazione veneziana albergatori presenta una situazione non facile in città. L'Hotel San Regis, con il suo giardino fiorito sul Canal Grande, suite, finestre e balconi affacciate sulla via d'acqua di Venezia più bella del mondo, non si arrende alla crisi. Scongiurata la chiusura per un anno, causa Covid, che pareva certa. Salva l'occupazione per oltre 120 dipendenti. Si può dunque tirare un sospiro di sollievo, ma l'analisi del vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori presenta una situazione in salita e non facile per il mondo dell'ospitalità in Laguna. Siamo usciti dal lockdown, però purtroppo le nostre strutture registrano ancora delle presenze non sufficienti a garantire la sussistenza dell'azienda. Andiamo ad una media del 10-15% in fase infrasettimanale per arrivare a dei picchi verso il 20% nelle fine settimana, quindi sono numeri estremamente lontani da quello a cui siamo abituati. Il settore alberghiero ha comunque cercato di rimettersi in moto. Circa il 70% delle strutture alberghiere nel comune di Venezia sono aperte. Abbiamo voluto dare un segnale forte che esiste un sistema turistico pronto ad accogliere gli eventuali ospiti, come d'altronde si è stato richiesto di ripartire anche con i voli con l'aeroporto Marco Polo, per dare anche in questo caso un segnale che siamo tutti quanti pronti ad accogliere in sicurezza gli ospiti. Lo scenario internazionale purtroppo non aiuta. Ulteriori chiusure anche verso l'est Europa, quindi anche quelli che possono essere dei turisti di prossimità, purtroppo viene a mancare. Non ci sono al momento dei segnali di ripresa forti. Si guarda quindi già verso l'autunno. Che dall'autunno e con la riconferma della mostra del cinema possa riprendere non una normalità ma un segnale di ripresa costante, dove auspichiamo di arrivare a un 30-45% di occupazione sulle strutture aperte. E la notte scorsa è stata una nottata di lavoro, soprattutto per i vigili del fuoco a causa del maltempo, del forte vento che ha sferzato anche la provincia di Venezia, soprattutto nella zona tra Treviso, Venezia, Mestre, ma anche il Veneto orientale, da San Michele al Tagliamento a Concordia Sagittaria, ma il brutto tempo di queste ore sembra destinato ad andarsene. Sentiamo il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Continua il disturbo di impulsi di aria instabile da nord che interessano le nostre zone. Questi impulsi hanno via libera grazie a un anticiclone ancora debole che però si andrà rinforzando, quindi le notizie sono buone. Abbiamo visto oggi qualche temporale, ma dovrebbe durare già questa serata. Terminerà e quindi già da domani prevediamo un po' su tutte le nostre zone un sereno diffuso, un po' di attività di cumuli nel pomeriggio, così pure per domenica, ma è una situazione grazie al rinforzo dell'anticiclone che dovrebbe accompagnarci con tempo stabile per gran parte della prossima settimana. Poi verso fine un piccolo peggioramento e ancora tempo buono, quindi un periodo tipico dell'estate che rispetterà, diciamo, il tempo estivo, il tempo soleggiato. Per quanto riguarda i venti
quadranti ancora sono dei quadranti settentrionali, molto deboli, o qualche rinforzo ancora per qualche temporale residuo. Le temporali che poi interesseranno purtroppo anche i prossimi giorni, ma soprattutto la pedemontana, ecco, questi impulsi si scaricheranno lì. Le temperature in questi 2 giorni, le minime 16-18 gradi, le massime vicine ai 30 per domani e poi oltre i 30. La prossima settimana un'ondata proprio di caldo, l'anticiclone anche africano si rimonta e quindi temperature 33-34 gradi. L'Alto Adriatico per questi 2 giorni da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Adesso a Favaro Veneto per parlare di centri estivi e di come siano stati resi possibili quest'anno grazie alle associazioni e alla solidarietà. Scappa, bravo. Ok. Brava. Per la prima volta ospiti degli immensi spazi verdi del San Marco Rugby Venezia Mestre di Favaro Veneto, i ragazzi di Anfas e Asdive, insieme qui fino ad agosto per liberare energie e voglia di vivere e imparare dopo il lungo lockdown. Il progetto di collaborazione tra la società sportiva e le 2 associazioni di sostegno a persone con disabilità nasce a novembre e adesso ha preso forma. Qui sono circa una ventina di ragazzi, ovviamente non sono sempre presenti perché hanno altre attività, ma fanno i centri estivi e quest'anno abbiamo avuto la grande opportunità di collaborare con i campi da rugby. Il rugby come scuola di vita, il terzo tempo della solidarietà, il nome del progetto. Se non c'è un ragazzo dietro che ti aiuta, chi è davanti non fa niente. Se questi ragazzi non hanno noi dietro, non hanno la possibilità di... e noi non abbiamo possibilità da prendere da loro tutto quello che loro hanno. La serie di esercizi che poi vengono praticati sul campo dai ragazzi che fanno rugby è di coordinazione, di fidarsi dell'amico. Un ragazzo disabile deve sapersi fidare. Non dimentichiamo, e questo aggiungo molto importante, che alcuni sono autistici. Sport e laboratori di creatività nelle giornate trascorse insieme. Naturalmente ci sono anche obiettivi da raggiungere, e cioè puntare sull'autostima, aver fiducia di se stessi e aumentare quello che si chiama io posso, anch'io posso. Ospite per testimoniare l'importanza di questa collaborazione di fare sport, l'assessore alla sicurezza Giorgio D'Este. La sicurezza passa certamente attraverso un processo culturale, quindi la cultura stessa e il mondo dello sport, dove noi possiamo dare indicazioni ai nostri ragazzi per ritrovare valori, trovare una disciplina, capire cosa significa rispettare le regole. Da Venezia e provincia è tutto anche per questa sera, vi ringrazio per l'attenzione, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Dopo un breve passaggio instabile, la pressione atmosferica torna ad aumentare, sarà un sabato più asciutto. Il dettaglio del 25 luglio. Sul Veneto possibile residua variabilità fino alle prime ore con isolati piovaschi. Sarà poi via via più stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, specie a partire dal pomeriggio. Temperature stazionarie minime fino a 19 gradi, valori massimi invece tra 26 e 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente anche qui non si escludono degli acquazzoni, ampio soleggiamento invece con il passare delle ore. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Isolati rovesci sui confini alpini, a seguire tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 16 gradi, massime fino a 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.